Cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a questa edizione flash 18:13 per chi ci sta ascoltando e vedendo in diretta, aggiornamenti di cronaca chiaramente dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore. Proprio mentre stiamo andando in onda, alcune squadre dei Vigili del Fuoco stanno operando a Carpacco di Dignano, per la precisione in Borgo dei Fabbri, per un violento incendio causato da un problema elettrico partito da una lavatrice scoppiato all'interno di una lavanderia di un'abitazione privata. Non ci sarebbero per fortuna ferite, almeno queste sono le prime notizie che ci sono giunte in redazione. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che le fiamme non si propagassero all'interno dello stabile. In corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area colpita dall'incendio. Come detto, non ci sono feriti. Per fortuna il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto il resto. E andiamo avanti con il giornale. Scontro tra un'automobile e un mezzo pesante poco prima dell'ora di pranzo lungo la Osovana all'uscita di Pagnacco in località Modoletto. Sul posto gli operatori sanitari del 118, i carabinieri per i rilievi di legge e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. I due conducenti dei mezzi coinvolti hanno riportato ferite in diverse parti del corpo, sono stati poi ricoverati in ospedale, ma per fortuna sono entrambi fuori pericolo di vita. Firmato oggi in prefettura Gorizia il protocollo d'intesa pianificazione interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale di Monfalcone. Viene istituita la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo. Il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, si è detta orgogliosa dell'evoluzione che sta prendendo il porto. La sigla al documento è avvenuta tra il presidente dell'autorità di sistema portuale Zeno D'Agostino e i segretari CGL, CISL e WIL alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi. L'accordo mira ad accrescere la cultura della prevenzione nelle imprese e tra i lavoratori di Porto Rosega per elevare i livelli di sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle singole imprese del porto. E andiamo a chiudere con una notizia da Trieste, importante per quanto riguarda il trasporto pubblico, perché è stato presentato per la prima volta in Italia un autobus alimentato a idrogeno del più importante produttore di mezzi in Europa, la portoghese Caetano Bus, realizzato in collaborazione con la Toyota. Nella sede di Trieste Trasporti, la società di trasporto pubblico cittadino, è stato mostrato il funzionamento del mezzo, i meccanismi e le caratteristiche dell'idrogeno come carburante ed è stato anche effettuato un giro di prova per le strade della città. Chiaramente molta curiosità tra i passanti. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di serata. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti